progetto è partito a Padova, è partito come idea all'inizio di marzo, quindi circa 8-10 giorni dopo che era esploso tutto il coronavirus nella nostra regione. Vi dirò che noi seguivamo già a quel tempo, prima ancora che qui si presentassero i primi pazienti, quello che facevano i colleghi cinesi. Durante il punto stampa del presidente Zaia sono state rese note le tappe del progetto sperimentale con il plasma in Veneto, un progetto che ha potuto partire i primi di aprile sia per i tempi tecnici di realizzazione che per la raccolta del plasma mano a mano che guarivano i pazienti. Abbiamo rollato 23 pazienti che sono stati colti soprattutto in terapia intensiva. Oltre la metà di questi sono stati trattati quando già erano in terapia intensiva, quindi in ventilazione assistita. Una parte, soltanto la minima parte, è stato trattato in terapia medica, infettiva, comunque in reparti medici, e un altro terzo dei pazienti è stato trattato in terapia subintensiva, quindi mediamente molto più gravi rispetto anche alla corte di pazienti che è stata studiata a Pavia e di cui probabilmente avete già sentito parlare anche relativamente ai risultati. È proseguito poi l'arruolamento dei donatori. Punto critico però è il dosaggio degli anticorpi. Per poter fare una terapia efficace abbiamo bisogno che la quantità di anticorpi neutralizzanti, cioè quegli anticorpi che sono in grado di inibire l'ingresso del virus all'interno della cellula, quindi l'infezione, deve avere un titolo, si dice, modalità di misurazione superiore a 160. Ora dalle nostre test effettuati circa il 50, poco più del 50% ha un titolo superiore a 80 e solo un 33% un titolo uguale superiore a 160. Questo significa che non tutti hanno una quantità di anticorpi sufficiente per poter fare con il loro plasma una terapia efficace secondo quello che ci siamo prefissati. I risultati ottenuti finora fanno ben sperare. Togliendo quei 4 casi compassionevoli, noi abbiamo avuto, come ho sempre dichiarato, un paziente che è deceduto, che è un paziente che è uno dei primi che erano stati arruolati e che era un paziente che era già in terapia intensiva da molto tempo, cioè era già da oltre 14 giorni in terapia intensiva, con la presenza di altre patologie gravi che ne hanno impedito ovviamente qualsiasi effetto da parte del plasma. Gli altri in linea di massima sono andati bene, nel senso che sono tutti viventi, alcuni molti ormai dimessi, altri in fase di riabilitazione. Nessuno dei nostri ha avuto una risposta entro 24-36 ore, come dice Pavia. Però tutti hanno avuto un miglioramento dopo la somministrazione di plasma.